ogni anno portano via Gesù Bambino, non si sa chi sia, comunque così è, purtroppo. Sempre, da qualche anno, no, ma ci saranno quelli della parrocchia, non lo so io, che stanno controllando, insomma. Ma che effetto vi fa? No, è triste, questa cosa è molto triste. Perché a questo punto, guarda, proprio non si può più fare niente anche qua in piazzetta. Certamente ti fa riflettere su tanti aspetti, insomma, su tante persone che girano intorno, però io rispetto gli altri come gli altri dovrebbero rispettare me che voglio avere il Gesù Bambino. Sono amareggiati gli abitanti del quartiere Centro-Sud che per l'ennesima volta hanno visto sparire il simbolo del Natale dal presepe che ogni anno viene allestito in piazzetta Berto a Mogliano Veneto, e negli anni scorsi episodi simili avevano già turbato la tranquillità della zona residenziale. Ci sono stati già degli episodi spiacevoli non riguardanti ovviamente solo il presepe, che è un'installazione temporanea, però 2 o 3 anni fa il Gesù Bambino è stato impiccato, è intervenuto appunto qualcuno del comune per risolvere la situazione. Il problema di questa piazzetta è che è un cul-de-sac chiusa, quindi non c'è transito di persone e durante la notte la gente giustamente dorme. Questo è un gesto che può far sorridere, però quando si tocca un simbolo religioso così sotto data dell'Epifania, insomma, fa un po' riflettere. Le telecamere ci sono e farebbero da deterrente, visti anche i molti episodi di vandalismo e scasso delle ormai famose casette dell'acqua, più volte distrutte per pochi spiccioli nella stessa piazzetta. Si pensa comunque alla solita bravata e il pensiero va subito alla imminente festa della Befana. Noi speriamo vivamente che chi ha preso Gesù Bambino anche quest'anno lo riporti, e speriamo che lo spirito natalizio del Gesù Bambino che si è portato a casa gli faccia avere un cuore più buono per il 2023. Io spero sia una goliardata, anzi chiedo a chi ha preso Gesù Bambino, visto che comunque non credo che se ne faccia molto, che ce lo riporti per il venerdì che abbiamo la festa della Befana, così i bambini, quando daremo la calzetta, vedranno Gesù Bambino al suo posto.